Ciao a tutti e benvenuti nel mio piccolo studio domestico. Io sono Francesco Minutello e le note che avete appena sentito sono quelle della mia fantastica tromba Savut DB Jazz e oggi sono qui per presentarvela. La DB Jazz è una tromba dall'inconfondibile suono scuro, pensata e sviluppata da jazzisti, quindi trova la sua casa naturale nel mondo della musica jazz, nel mondo della musica leggera, nel mondo della musica funk, in sezione e in big band. Il suo caratteristico suono è dato dalla campana, una campana con una lastra di metallo pesante in gold brass, un'apertura di 125 mm e una grande caratteristica di questa tromba è la saldatura della campana al microplasma, ovvero non abbiamo la presenza e l'apporto di un secondo materiale, per cui se noi andiamo a vedere in questa versione raw brass non troveremo la cosiddetta saldatura di giunzione fra le due lastre. Il cannello principale è un monopezzo ricavato dal pieno. Il modello DB Jazz monta un sistema reverse e una pompa arrotondata. Un altro elemento caratteristico di questa tromba, come potete vedere, è il fatto che non sono presenti ponti fra il cannello principale e la campana, ma queste sono unite all'altezza del corpo macchina solamente da una piastra che dà allo strumento un grande bilanciamento e meno resistenza. La DB Jazz, nonostante provandola possa sembrare di canneggio largo, in realtà ha un canneggio medio-largo con misura 11,68 mm, che è uno dei più grandi che si possano trovare sul mercato. La Bach 37 misura 11,66 e se andiamo invece su strumenti che hanno fatto la storia della musica jazz, ci accorgiamo come la Martin Committee misuri 11,45 mentre la Constellation 11,11. Elemento caratteristico in tutte le trombe Savut è la presenza di un gap intercambiabile. Il gap non è altro che la distanza che si viene a formare fra la fine del bocchino e l'inizio del cannello interno. A parità di gap ma a diversità di bocchini, questa distanza può cambiare, facendo poi risultare una tromba, uno strumento più o meno agevole, in quanto questa distanza crea una turbolenza che viene chiamata tubo di Venturi. Ebbene, cosa succede con questo gap intercambiabile? Che io posso entrare un po' di più o un po' di meno e di conseguenza adattare lo strumento a quello che è il mio flusso d'aria. Elemento sicuramente unico e caratteristico di questa tromba è questo piccolo tubo non cilindrico che chiamiamo cicciolone e che, se spostato in avanti o indietro, aiuta nella centratura dei suoni armonici. Questo per facilitare sempre di più l'emissione d'aria e le caratteristiche, le specifiche che ogni musicista ha. Ovviamente nelle trombe Savut abbiamo la possibilità di personalizzare veramente un gran numero di dettagli, come ad esempio gli appesantitori, che oltre a quelli standard e di serie ci sono varie misure per renderli sia più pesanti ma anche più leggeri. Ovviamente i piattelli, che possono essere standard oppure, come in questo caso, a scomparsa, possono avere la madreperla oppure altre pietre colorate o anche del legno, in questo caso quercia fossile. Ecco quindi che lo strumento è altamente personalizzabile e tutto ciò che in questa tromba può essere tolto oppure spostato è pensato esclusivamente affinché il trombettista trovi il suo comfort ideale, perché ognuno di noi ha delle esigenze diverse.